Ciao, siamo dell'ente del turismo gardesano, siamo a Garda come potete vedere e allora andiamo a intervistare anche quest'anno gli ospiti VIP della nostra riviera, cominciando da un cittadino onorario di Garda, il nostro Mod. Si nota tra gli scogli? Sì, tra gli scogli. E ora ci può dire 3 buone ragioni per preferire Garda a Bardolino. Sei avuto su dell'acqua? Sì. Beh, innanzitutto le spiagge, l'acqua e le case molto più costose. Lei ha appena acquistato qui, pare un trilocale proprio vicino all'albergo più in della zona. 600.000 euro ben spesi. 600.000 euro ben spesi. Beh, più o meno ben spesi. E questa sua capacità di confondersi con la vile massa? Lo so, però io mi so adattare, nonostante sono pieno di soldi, ma mi so adattare. Il navigatore adesso, oltre alla casa. Beh, te le regala con la casa. Non 600.000 euro, spendere 399 euro per un navigatore, Non va bene. non va bene, non va bene. E ha convinto anche tutti i suoi amici, vedo, c'è chi viene dalla Costa Azzurra, dalla Ecco là la mia Sardegna. casa. Vedi quel castello rosso lì? Gli ultimi 2 piani. La famosa altana davanti al porto. Sì, come dov'è? Dio santo, è proprio rosso. Quello là, rosso. Rosso. Rosso e grosso. Sì, rosso e grosso. La torre più alta, gli ultimi 2 piani. E da lì urlo a tutti, ciao stronzi. Il motto dell'estate. Ciao stronzi!